farvi vedere come fare una maschera molto delicata per il viso all'argilla rosa. Voi, se non ce l'avete, potete utilizzare anche qualsiasi altro tipo di argilla, anche quella bianca va bene, o anche quella verde. E oltre all'argilla rosa utilizzerò il miele, che come sapete contiene molti zuccheri e comunque principi attivi che vanno ad ammorbidire e a nutrire la pelle, lo yogurt che ammorbidisce la pelle, e io ho anche l'olio essenziale di pompelmo che andrò ad usare che andrò a mettere come purificante per il viso, dato che io ho la pelle tendente al grasso. Allora, io comunque adesso metterò un cucchiaino di argilla, ecco qui, poi la chiudo bene, metto un cucchiaino di miele, ecco qui, fatto, e poi vado a mettere, non so se vedete, ecco qui, vado a prendere lo yogurt e mettiamo il nostro cucchiaino di yogurt, lo mescolo un po', ecco qui, poi prendo l'olio essenziale di pompelmo e ne metto 3 gocce, 1, 2 e l'ultima, se viene giù, eccola qui che arriva, non scende più, questa cosa è strana però, perché ecco, adesso ne sono scese 2 in un colpo. Allora, poi mescoliamo con calma, perché bisogna far sciogliere bene l'argilla, come potete vedere. Continuiamo a mescolare, mescoliamo per bene, vedete? Ecco, questa è anche un po' troppo liquida, quindi vado ad aggiungere ancora un po' di miele. Quindi, ricapitolando, 2 cucchiaini di miele, 1 di yogurt, 1 di argilla, io in questo caso ho l'argilla rosa, ma potete benissimo utilizzare anche quella bianca oppure anche quella verde, e cucchiaino di yogurt e 3 gocce, ne bastano anche 2, di olio essenziale. Se avete un olio essenziale, insomma, se no comunque potete fare a meno. Ecco, adesso continuiamo a mescolare. Ci saranno di sicuro tutti i grumettini dell'argilla, ma per farli sciogliere basta premere bene contro le pareti. Ed ecco qua la nostra maschera. Io ho l'argilla rosa, che l'ho presa da un sito che si chiama Aromazone, di cui vi parlerò più avanti. Non so, non si vede neanche, vediamo se riesco, ecco qui, argilla rosa, ed è un'argilla, qui c'è scritto, questa argilla è molto dolce
è leggermente sfogliante e purificante, e conosciuta soprattutto per le sue capacità di togliere i rossori del viso. Quindi non so come si dica in italiano, comunque è per togliere i rossori, indicata per le pelli affaticate che necessitano di una riattivazione. Quindi è un'argilla proprio buona, molto delicata, piena con un sacco di principi, comunque di principi attivi. E niente, io vi saluto e vi mando un bacione come sempre. Vi lascio nel mio canale qui sotto e vi saluto. Ciao.